Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, nuova puntata da Combai, 31esima edizione di Everdiso e siamo in compagnia del nostro caro amico Ugo Rizzi che è il presidente del Consiglio Comunale di Miane. Esatto. Ben ritrovato Ugo, si riparte in armonia finalmente dopo 2 anni di blocchi. Si riparte e si continua fortunatamente, siamo partiti anche con la mostra di Miane, adesso continuiamo con questa qua di Combai col Verdiso, finalmente dopo 2 anni di fermo partiamo e andiamo via tranquilli, anche perché la risposta che è stata data dalla gente sulle altre manifestazioni anche in giro per gli altri comuni è stata veramente notevole. Ma vediamo che anche dietro di noi la gente sta rispondendo benissimo. Certamente siamo solo all'inizio, di conseguenza può solo migliorare sempre e aumentare, come è giusto che sia. Sì, beh, penso che questa è una rinascita, credo che tutti quanti l'aspettavano come un miracolo e che cosa di meglio è di partire con un Verdiso, un vino fresco, interessante, fruttato e anche molto acidulo, porta la freschezza e la primavera dappertutto. La provincia è stata presente gli anni scorsi, sarà ancora presente, è presente perché queste manifestazioni sono un unicum vero e proprio, sono delle invenzioni di promozione del territorio che forse non vediamo in tante parti d'Italia. Quindi le primavere del Prosecco funzionano come veicolo per il turismo, per la promozione del Prosecco, ma non solo, ma soprattutto diciamo del territorio. E qui a Combai territorio ce n'è tanto, oggi siamo qua col Verdiso, domani o tra qualche mese saremo con le castagne e poi ricordiamoci sempre anche i risvolti culturali con le manifestazioni che promuovono le sculture lignee. Quindi bravi agli organizzatori che se non ci fossero loro, se non ci fossero i volontari, i territori ne subirebbero delle gravi mancanze. Certo, un grazie grandissimo a tutti i volontari della Proloco, anche perché in questi 2 anni ci siamo reinventati tutto, abbiamo ricominciato come fossimo partiti da zero. Di conseguenza per tutti noi è proprio una ripartenza di consapevolezza e credo che ci arriviamo perché la tenacia non ci manca. Combai è soprattutto da tantissimi anni che è baluardo della cultura, perché senza cultura un paese non è niente, sia pittura che scultura che fotografia devono essere presenti tra noi. Vi invito a venire qui a Combai per la mostra di Everdiso a bere un bicchiere di vino qui, insomma, anche perché è una bella mostra e si sta anche in buona compagnia. Ugo, noi come rappresentante dell'amministrazione comunale ti diamo la telecamera, invita tutti i telespettatori a venire a visitare questo splendido comune. Beh, l'invito ve lo faccio io, ma non serve neanche che lo faccia perché ormai Combai è conosciuto dappertutto. Sapete come sono le manifestazioni che si svolgono qui, cosa portano le manifestazioni che portano qui, c'è solo da venire a vedere per assaggiare prodotti del territorio, ottimo Verdiso, bei posti e bella gente. Di conseguenza penso che di più non ci possa chiedere fortunatamente. Bene, noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona mostra. Grazie a voi.